senza filtri. Buongiorno, siamo ad Alta Tiratura su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi, partiamo con un rapido sguardo sulle classifiche della settimana. La settimana scorsa il romanzo vincitrice del premio Strega non aveva risentito, cioè non aveva moltiplicato le copie come accade di solito, ma lo ha fatto questa settimana. Infatti Donatella Di Pietrantonio con il suo romanzo, appunto vincitore del premio Strega, torna anzi in vetta alla classifica, questa volta con 16.000 copie, e non sono affatto poche, considerando che è un libro già in libreria da parecchi mesi. Quindi in questo caso possiamo dire che l'effetto Strega a scoppio ritardato c'è stato, solo però per il libro della vincitrice, questo ve lo confermiamo. Adesso passiamo ad altro. Il primo tema di cui vorrei parlarvi è il nuovo romanzo del premio Pulitzer Michael Cunningham, premio Pulitzer per la letteratura nel 1999, con un romanzo molto bello, altamente sperimentale ma anche ben leggibile, che era Le ore di Hours, e che era dedicato alla figura della scrittrice Virginia Woolf. Fu anche tratto dal libro un film che ebbe un grande successo, che aveva un super cast con Nicole Kidman, Julianne Moore e Mary Streep, quindi attori e attrici di grande calibro. Michael Cunningham in questi giorni è in Italia per presentare appunto il suo nuovo romanzo, che è edito dalla Nave di Teseo, lungo 320 pagine e costa 22 euro. Questo romanzo ha una particolarità, si intitola Day, ovvero giorno, e in realtà racconta appunto il 5 aprile del 2019, il 5 aprile del 2020 e il 5 aprile del 2021, cioè 3 giorni in 3 anni diversi nella vita di una famiglia. E una famiglia che è una famiglia molto molto allargata. E diciamo che l'evento che cambia le carte in tavola e fa detonare la storia, cioè la rende interessante, è che appunto noi vediamo una famiglia in crisi appena prima della pandemia, vediamo una famiglia in crisi durante la pandemia e poi nella terza parte vediamo quali sono i cambiamenti che sono stati prodotti dalla pandemia stessa. Allora, i romanzi sulla pandemia normalmente vengono ritenuti invendibili dagli editori, infatti ci si aspettava come dire, una cascata di libri su questo tema, non c'è stata, perché pochi in realtà hanno voglia di rivivere quei giorni orrendi in cui eravamo chiusi in casa. Questo libro invece diciamo va proprio su questo tema, lo fa in maniera molto sensibile e diciamo non evita di prendere posizione dal punto di vista politico. È un romanzo che tende invece a concentrarsi su quelli che sono i cambiamenti nel nostro animo, quello che la pandemia ha prodotto dentro di noi. E possiamo dire che diciamo che questa famiglia che noi conosciamo in crisi, come dire, è portata a relativizzare la propria crisi nel momento in cui si va a scontrare con un evento storico che è più grande di tutti noi, cioè che importanza ha la mia delusione, piccola delusione sul lavoro, oppure i miei piccoli screzi con i figli davanti a un evento che
coinvolge e stravolge l'umanità intera, e come si esce poi da questa esperienza. Lo stile di Michael Cunningham è estremamente, come dire, profondo, è uno che prende un tema, prende una frase, la approfondisce, la ribalta, scava e poi la porta molto spesso a conclusioni sorprendenti. Tra gli altri temi trattati in questo libro, secondo me un tema, molto interessante, c'è praticamente uno dei protagonisti che vive un momento deludente nella sua vita professionale e, nella sua vita sentimentale, e crea un alias, cioè crea praticamente un profilo Instagram nel quale si inventa una vita completamente diversa, ma in fondo che sarebbe quasi possibile se lui decidesse di, mettersi veramente in gioco, e crea quindi questo falso profilo Instagram che viene poi seguito da un sacco di persone che sono incantate da questa vita, anche se è, diciamo, palesemente falsa per chi vuole osservare veramente il contenuto dei post. Voglio farvi un paio di esempi di scrittura di Michael Cunningham, perché credo che la bellezza del libro, oltre al tema, all'interesse del tema della pandemia, sia proprio la sua capacità appunto di scrittura, cioè la sua bravura nello scrivere. Ecco, prende un tema, dicevamo, lo approfondisce, lo sviluppa, lo porta in una direzione sorprendente, e vi leggo un paio di passaggi. Isabel, che è uno dei personaggi del libro, è imbarazzata dalla propria tristezza, è imbarazzata dall'imbarazzo per la propria tristezza, lei che può contare su amore e denaro. Si chiede se uno spleen decadente non possa, a suo modo, essere peggio di un'autentica conclamata disperazione, il che, come lei ben sa, è un interrogativo decadente da porsi. Vedete come Cunningham entra nelle pieghe dell'animo di questo personaggio, in modo estremamente eh, penetrante, e ha qualcosa anche di profondamente musicale, no? Quando un musicista si lancia in un assolo, va a scoprire qualche cosa che non conosceva prima, o almeno si prepara a scoprirlo. E anche qui c'è il senso della scoperta. Si scava per capire qualcosa che non avevamo mai messo in conto di dover affrontare. C'è anche qualcosa di profondamente spaventoso in questo. Mi è capitato ieri sera proprio di parlare con Michael Cunningham e di intervistarlo, e una delle domande che gli ho posto era proprio questa, cioè se andare alla scoperta di qualcosa di inedito, non abbia anche un fondo di non metta nello scrittore anche un po' di angoscia, un po' di paura. E lui m'ha risposto che se uno scrittore non prova questa paura, vuol dire che non è un vero scrittore. Ehm, Michael Cunningham, vorrei darvi un altro esempio della sua scrittura, perché credo che sia anche la frase, questa che adesso vi vado a leggere, che in un certo senso, riassume, come dire, non il contenuto del libro, ma il sentimento prevalente di questo libro, che è ambiguo. Adesso vi leggo questo brano che io trovo bellissimo. È un brano in cui si paragona la scrittura nuovamente alla musica. Michael Cunningham è un grandissimo appassionato di musica, è stato anche uno degli ultimi collaboratori di David Bowie. Con Bowie ha studiato il Lazarus Project, cioè lo spettacolo teatrale di Broadway, che è l'ultima cosa che David Bowie ha fatto in vita. Vi leggo questo passo che trovo molto bello. C'è una canzone dentro la canzone. Non è bella, non è soltanto bella, anche se contiene bellezza. È la canzone che non lascia fuori niente. È un lamento e un'aria. È quel vecchio jingle dei Frosted Flakes, ed è un'ode al profumo che tua madre metteva quando eri piccolo. È un inno sacro intonato da bambine con candele accese dentro lanterne di carta.
è il gemito del coniglio quando tuo padre lo sgozza, è il mormorio di tua moglie mentre sogna qualcuno che non sei tu. Secondo me in questa frase c'è, questa frase ci spiega qual è l'interesse e la bellezza di questo libro. Adesso andiamo a sentire un brano musicale di un musicista profondamente newyorkese, come profondamente newyorkese è Michael Cunningham, è un chitarrista, Marc Ribot. Marc Ribot, per intenderci, ha collaborato per 2 decenni con Tom Waits. Tutti i dischi più famosi e più belli di Tom Waits hanno Marc Ribot alla chitarra. Ha collaborato anche qua per decenni con uno dei più grandi jazzisti vivente, forse il più grande jazzista vivente, ovvero John Zorn. E ieri sera anche lui si è esibito insieme a Michael Cunningham. Michael Cunningham a Busseto ha fatto una bellissima lettura e poi c'è stato lo strepitoso concerto di Marc Ribot. Adesso andiamo a sentire un brano dal suo ultimo disco, che è stato fatto con la sua band storica, i Ceramic Dog. Il brano si intitola Connection, connessione. Bene, eccoci tornati a Alta Tiratura, siamo su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi.
Abbiamo appena ascoltato una parte di Connection, un brano del grande chitarrista Marc Ribot, un brano abbastanza tradizionale per lui, è sostanzialmente un blues, e lui invece è famoso anche per altre cose più sperimentali, più rumorose. L'abbiamo visto ieri sera insieme a Michael Cunningham, erano entrambi ospiti della Milanesiana che si è tenuto a Busseto. Il pubblico è andato via entusiasta sia della lettura di Michael Cunningham sia del concerto di Marc Ribot. Adesso cambiamo completamente argomento, andiamo in America e andiamo a parlare di Elegia americana di J.D. Vance. Sicuramente ne avete già sentito parlare in questi giorni. J.D. Vance è stato chiamato da Trump a ricoprire la carica di vicepresidente. È un personaggio molto interessante, diciamo che è nato nel cuore dell'America e poi ha studiato a Yale, è entrato nel mondo degli affari per poi ritornare invece a casa sua per seguire da vicino quello che accadeva negli stati che sono il cuore dell'America, nel suo caso l'Ohio e il Kentucky. J.D. Vance è anche un bestsellerista, infatti il suo libro Elegia americana è stato per 2 anni in classifica in America, è stato un grande bestseller, uscì nel 2016 e dominò la classifica di quell'anno, ma anche quello successivo. Nel 2020 ne fu tratto un film che potete vedere su Netflix, si intitola Elegia americana, come il libro, come la traduzione italiana, diciamo, del libro. Anche qua c'è un grande cast, c'è Amy Adams, c'è una straordinaria Glenn Close. E di cosa parla effettivamente questo libro? In teoria è l'autobiografia di J.D. Vance, ma il motivo per cui ci interessa, che è poi il motivo per cui Trump ha deciso di cooptarlo, è questo, cioè che questo romanzo autobiografico, questa autobiografia dà voce a chi non ce l'ha, che in questo caso è chi non ce l'ha. Non ce l'ha il proletariato bianco del cuore dell'America, che è quello che ha sofferto maggiormente la globalizzazione e anche l'immigrazione, cioè sono quelli che non possono realizzare il sogno americano e che non si pongono nemmeno più come obiettivo quello di crescere nella scala sociale e nella ricchezza. E perché dico che sono le persone senza voce? Perché se voi vedete nei media americani, ma guardate che questo discorso vale perfettamente anche per l'Italia e per l'intera Europa, cioè per tutto il mondo globalizzato, e se voi vedete i media, questo personaggio del proletario bianco disoccupato, che ha perso il lavoro, che non riesce a trovarne un altro, che magari è vittima di dipendenze come il fentanyl, gli oppia gli il mala scusate, i farmaci quelli, oppiacei, che sono più potenti addirittura dell'eroina. Questi paesi che erano ricchi, perché c'erano le industrie e ora le industrie non ci sono più, hanno chiuso, per cui il panorama è boschi e ruggine, solitudine e isolamento sociale. Ecco, queste persone non vanno sui media, non ci arrivano. Perché? Perché va di moda parlare di altro, va di moda il politicamente corretto, e quindi questa gente, questo popolo rimane sottorappresentato. Naturalmente la mossa di Trump è estremamente intelligente, perché in questo modo va a prendere un bacino di voti che è gigantesco, perché poi il cuore dell'America è prevalentemente così, va a prendere un bacino gigantesco di elettori e appunto di cittadini delusi da come sono andate le cose. Innegabilmente il libro è bello,
È bello anche il film, nonostante sia stato in questi giorni massacrato sui giornali, ma così anche in questo caso sono stroncature a priori. Siccome è il film tratto dal libro di J.D. Vance, sarà certamente brutto. Invece non lo è affatto, non è neanche un capolavoro, ma è un film che, merita di essere visto. Racconta appunto la storia di questa famiglia che, va in pezzi, proprio nel momento in cui, il cuore dell'America cade nella povertà, in una povertà che non era stata prevista, che non era prevedibile, perché tutti sognavano di diventare qualche cosa in più, tutti sognavano di avere dei figli che avrebbero ottenuto qualcosa in più, e in questa famiglia, ehm, ciò in parte è avvenuto, perché appunto J.D. Vance, figlio di un'infermiera, è che un'infermiera, pesantemente tossicodipendente e poi licenziata per questo, è comunque riuscito ad accedere a Yale e quindi a una delle università di maggior prestigio in America. Ehm Dobbiamo chiederci naturalmente, come mai, appunto poi vengono raccontate le peripezie di, questa famiglia con, questa madre, sconsiderata, completamente tossica, con questa sfilata di patrini, uno